All'indomani del crollo di un pezzo di cornicione nella palazzina Ater di via Prabello a Favero Veneto, i residenti sono sempre più allarmati. Non solo per la fatiscenza degli edifici, per l'acqua che penetra dal tetto quando piove e la muffa che invade le pareti, ma anche per come troppo spesso determinati interventi vengano eseguiti superficialmente. Sono venuti a cambiare delle caldaie e cambiando le caldaie cosa hanno fatto? Hanno fatto gli fori a norma. Però, come possiamo vedere, i tubi vanno fuori dal palazzo e vanno sui balconi degli altri appartamenti delle altre persone. E i fumi, quando la caldaia è attiva, i fumi vanno dentro all'appartamento delle persone. In questo caso specifico, anche dentro l'appartamento di una signora da poco trapiantata, che dovrebbe vivere in un luogo asciutto il più assettico possibile. E dovrebbe vivere adeguatamente, come una persona, non come animali. Però Entrano i fumi. entrano i fumi. Noi come vediamo qua, poi l'Ater cosa ha detto? Ha chiesto all'inquilino del secondo piano di poter tagliare la siepe loro per far passare il camion con la cesta, quando dovrebbe farlo l'Ater questo lavoro, non i condomini che devono fare i lavori per l'Ater per agevolargli i lavori, sono loro che devono venire a fare i lavori, non a chiedere a un condomino di venire a tagliare una siepe e poi sono mesi e mesi che non stanno neanche ancora venendo a fare i lavori, perché anche un mese fa il titolare dell'impresa che deve venire a fare questi lavori di modifica ha detto veniamo la prossima settimana, abbiamo in lista lei. Dopo una settimana, sono passate 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane e ancora nessuno si deve vedere qua. Io non so cosa bisogna fare per far venire qua l'Ater a fare i lavori, per far vivere la gente come si deve, non come bestie. Non è giusto far vivere la gente come bestie, non è giusto. Siamo umani, non siamo bestie.